Amici, eccoci qua, salve e buona inizia settimana con il nuovo oroscopo che va dal 21 al 26 di questo mese corrente ed è il mese di giugno. Ed prima di iniziare, come io uso fare sempre, informarvi che il sottoscritto si occupa anche di legamenti, ritorni d'amore, quindi se qualcuno di voi è stato lasciato dalla propria compagna o qualcuna di voi viceversa è stata lasciata dal proprio compagno, vi ha lasciato per andare via con un'altra donna e via, allora se avete bisogno di maggiori spiegazioni in merito, io posso aiutarvi. Basta chiamare, contattarmi ai numeri che vedete in sovraimpresso in questo scrollo ed mi chiamate, mi spiegate la vostra storia e io, dopo aver valutato ed analizzato bene la vostra storia, vi dirò se è possibile intervenire e se è possibile fare qualcosa per farlo di nuovo impazzire per voi. Va bene? Allora, iniziamo con il segno dell'Ariete. Amore. Se per chi ha il cuore libero questo non sarà una settimana troppo entusiasmante, non si potrà dire la stessa cosa di chi è impegnato. Chi ha un partner, infatti, potrà godersi una settimana di emozioni e sentimenti. Insieme a chi amate potrete aprire il vostro cuore e vivere delle settimane piene di passione e romanticismo. Per il lavoro, per voi del segno dell'Ariete, molto bene con compiti e progetti professionali. Il cielo sarà abbastanza interessante per chi è disoccupato, anche se si dovrà attendere almeno la fine del mese per iniziare a ricevere qualche buona notizia. Il segno del Toro. Amore. Dovreste cercare di lasciarvi andare un po' di più, sia che abbiate un partner oppure che state da soli, dovrete ascoltare il vostro cuore e agire seguendo maggiormente i consigli del vostro istinto. Talvolta non fa parte del vostro modo di essere, eppure per i rapporti è un passo importante. Chi non è impegnato invece sentimentalmente potrebbe fare qualche nuova conoscenza. Sul lavoro per voi del Toro, calma e cura nei dettagli saranno sempre dettagli fondamentali per non sbagliare mai con nulla. Chi ha intrapreso da poco un nuovo percorso lavorativo potrà mettere da parte i timori e rendersi protagonista di nuovi progetti, oltre che di emozioni e soddisfazioni professionali. Il segno dei Gemelli. Amore. Lo stato d'animo di questa settimana potrebbe essere un po' altalenante e talvolta potrebbe influenzare i vostri progetti sentimentali nei rapporti. Chi è impegnato in una relazione vorrà godersi la passione e il sostegno del proprio partner. Chi invece è single avrà voglia di vivere nuove emozioni.
Se non si ha un metà da tanto tempo, il desiderio sarà ancora più forte. Nell'ambito lavorativo per voi dei gemelli invece, interessante periodo sul posto di lavoro dove saranno avvantaggiati soprattutto i progetti frutto di collaborazioni. Chi non ha un impiego non perderà l'ottimismo e cercherà comunque di darsi da fare per come possibile. Andiamo con il segno del cancro, amore. In questo mese avrete davvero voglia di dedicarvi ai vostri affetti. Se siete innamorati, il rapporto di coppia non sarà essenziale, ma sarà migliore dei migliori. Auguroni, almeno per questo. Vorrete spendere tempo, attenzione e bei gesti nei confronti della persona che avete al vostro fianco. Qualche single potrebbe sentire la reale esigenza di costruire una relazione e non è detto che non ci riuscirà, ma avrà veramente il meglio. Nel lavoro per voi del cancro ci saranno poche novità sul piano professionale, ma voi non demorderete e continuerete a fare il possibile. Alla fine va bene così. Il segno del leone. In amore il leone in questo momento della settimana potrebbe sentire il peso di determinate situazioni. Se siete impegnati in una relazione d'amore, tutto vi risulterà più semplice perché il sostegno del partner sarà fondamentale e vi risulterà d'aiuto. Chi invece è single si potrà affidare alla famiglia o ai cari. Per il momento non sono previsti incontri importanti, ma non si sa mai nella vita. Tutto è possibile. Nel lavoro per voi del leone invece tutto tranquillo. Per quanto riguarda il lavoro, quindi andrà alla normalità, gonfie vele. Chi non è impegnato potrà cercare nuove occasioni che difficilmente mancheranno in questa settimana di giugno. La gratificazione più grande dovrebbe arrivare in particolare da un punto di vista finanziario, quindi in bocca al lupo. Il segno della Vergine, amore. L'umore di questa settimana sarà davvero buono e incoraggiante pure in termine relazionale. Diciamo che potrete dedicare tutte le attenzioni possibili alla famiglia e al partner. Sarà importante concentrarsi sul bello che c'è, sulle emozioni positive da godersi giorno dopo giorno. Se siete single invece sarà meglio mettere da parte pensieri, dubbi e soprattutto invidia. Sul lavoro per voi della Vergine le energie e la forza vi aiuteranno a lavorare e ad impegnarvi di più. Per molti non mancheranno nuove opportunità e si potrebbe idealizzare un progetto in vista del domani. Il segno della Bilancia, amore. Lo stato d'animo di questa settimana sarà buono e potrete contare sulle stelle per godervi l'amore di tutte le sue forme. In questa settimana infatti dedicherete tanto del vostro tempo alla relazione di coppia. Col partner ci sarà passione con equilibrio.
le cose andranno bene per tutti i rapporti in generale, così anche per chi è single potrà sperare in qualche incontro fortunato. Sul lavoro invece poche energie in questo periodo della settimana, non ci riuscirete a dare quello che vorreste, mancherà voglia e persino concentrazione sul posto di lavoro. Ottimismo per andare avanti, siate positivi. Scorpione, amore, questa settimana di giugno sarà piacevole per le emozioni. Sceglierete di aprire il vostro cuore a chi vi sta accanto o almeno vi sforzerete un po' di farlo, anche perché vi renderete conto di quanto è importante avere il sostegno di una persona vicina e chi vi ama veramente. Se avete un partner probabilmente sarà molto più facile. Sul campo del lavoro per voi dello Scorpione potrebbe esserci qualche problema sul piano professionale e sicuramente bisognerà ricercare una soluzione. Ogni piccola cosa andrà ragionata con la giusta calma per non commettere altri errori. Sagittario, amore. Occhio all'umore di questa settimana, che non sempre sarà perfetto e potrebbe traballare un po'. Nonostante lo stato d'animo alternante, vi rendete conto che per voi l'amore è fondamentale. Per questo motivo cercherete di stare più vicini possibile al vostro partner, tra romanticismo e qualche sorpresa. Chi ha il cuore libero potrebbe voler vivere nuove emozioni. Sul lavoro invece l'impegno non mancherà, certamente le cose vi riusciranno piuttosto bene. A proposito di questo, non dovreste mai distogliere l'attenzione o distrarvi perché al primo passo falso qualcuno potrebbe approfittarne. Occhi aperti, Il segno del Capricorno, amore. Chi sta affrontando dei problemi all'interno della relazione d'amore forse ha proprio bisogno di staccare un attimo la spina. I rapporti in crisi hanno spesso bisogno di un periodo di riflessione e probabilmente è arrivato il momento di prenderselo e recuperare un po'. Poche novità al momento per i single. Sul lavoro per voi del Capricorno finalmente le cose inizieranno ad andare per il verso giusto. È già da un po' che attendevate qualche buona notizia. Adesso anche a livello finanziario ci sarà un po' di pace. Auguroni. Il segno dell'Acquario, amore. L'umore non sarà buono in questa settimana di giugno. Il nervosismo potrebbe causare qualche tensione nel rapporto di coppia, ma pure nelle nuove conoscenze dei single. Dovreste gestire meglio l'agitazione. Se poi una relazione proprio non funziona, dovrete capire se è arrivato il momento di chiudere, di tagliare in maniera decisiva. Per il lavoro per voi dell'Acquario, attenzione alla concentrazione in questo mese. Sarà importante non perdere mai il filo. L'impegno farà sempre parte di voi e forse dovreste pensare anche a quelli che sono i vostri sogni nel cassetto. E infine il segno dei pesci. Amore. Se avete una persona speciale al vostro fianco, in questo periodo della settimana dovreste trovare un equilibrio e una buona complicità. Se il partner sarà dalla vostra
dalla vostra parte e avrà il vostro stesso spirito, questa settimana sarà particolarmente piacevole sul fronte sentimentale. Per chi non ha trovato ancora la propria dolce metà potrà accontentarsi degli affetti. Per il lavoro per voi del segno dei pesci, questa settimana sarà complicato soprattutto per chi lavora insieme ad altri colleghi. I collaboratori non sempre la penseranno come voi e potrebbero essere addirittura un po' svogliati. Attenzione come gestite la settimana lavorativa. Benissimo, e così abbiamo completato anche per questa settimana l'oroscopo che va dal giorno 21 al 26 di giugno. Io come sempre vi ringrazio per la vostra squisitezza d'ascolto e vi rinnovo l'appuntamento per la prossima settimana. Se avete bisogno di me, i numeri li trovate nello scroll. Un abbraccio e a presto, risentirci.